prima di tutto voglio ringraziare il nostro illustrissimo sindaco Anna Maria Cisin perché mi ha dato motivo di girare questo breve video che carico sul mio profilo di Facebook. E quello che mi rammarica maggiormente delle affermazioni fatte sia da parte del sindaco Cisint che dell'assessore Squini è la completa infondatezza, visto che non conoscono la mia storia, che possono facilmente reperire soprattutto quello di carattere medico-sanitario presso i servizi sociali comunali, di affermazioni così poco lusinghiere. Ritorno a dire, signor Sindaco, che la capacità mediatica di comunicazione, di coinvolgimento e anche il tentativo di infamare il movimento dei gilet gialli che al momento sono a rappresentare qui a Monfalcone fa parte della sua solita, il suo solito modo di comunicare con le persone. Le persone che mi conoscono le persone che mi conoscono invece hanno, credo, la maggior parte perlomeno un'opinione diversa di me, che sono una persona disponibile, che non ho potuto lavorare, sempre battere questo chiodo del lavoro per infamare una persona, che non ho potuto lavorare perché sono stato male per la bellezza di 20 anni. Lo stesso sindaco che sembra ora dimenticarsi mi ha visto avere una crisi di ansia quando si è presentata a farmi la romanzina sulla legalità dinanzi a casa mia, perché sì, signor sindaco, questa sarà una palazzina di sua proprietà, ma al momento è casa mia. Quindi questa campagna diffamatoria basata sul sentito dire, sulle malelingue, sulle dicerie di paese, no, non è che le portano lustro, signor Sindaco. La stima che ho per la sua carica non mi permette di andare oltre a quello che ho appena detto. Quindi la ringrazio nuovamente di avermi dato la possibilità di dire la mia, perché come al solito lei, essendo sindaco di Monfalcone, ha una credibilità da parte della popolazione superiore della mia, non ha mai voluto affrontare un contraddittorio e continua a spettegolare, perché questo è il giusto termine di quello che fa lei, l'assessore Squini, spettegolate su di me. E non è lusinghiero. Grazie e arrivederla presto, signor sindaco di Monfalcone.